20 secondi alla partenza della seconda corsa, una prova per cavalli di 4 anni. Sono in 10 al via, questa volta tutti partenti, nessun ritirato. Prova in cui non c'è un vero favorito, Giselle Horse e Gianna dei Veltri sono le due più attese. Galileo Lux, Gran Soirée Bigi vicini nella valutazione ai primi. Con la macchina che si mette in movimento inizia a raccogliere i partecipanti. All'1 Galileo Lux, 2 Gran Soirée Bigi, 3 Ghibli dei Greppi, 4 Giselle Horse, 5 Gaia's Life, 6 Gianna dei Veltri in seconda fila, 7 Ginevra Mark, 8 George dei Greppi, 9 Giravolta, 10 Gambler Trio. Allenamento completato, parte piano Galileo Lux. Partiti con veloce Giselle Horse che prova a scavalcare Gran Soirée Bigi, lotta in partenza tra Gran Soirée e Giselle, insiste Giselle su Gran Soirée che difende lo steccato. Gran Soirée in vantaggio, Giselle che prova a ritornare con cattiveria ma sbaglia. E così Gran Soirée numero 9 Giravolta squalificato, numero 4 Giselle Horse squalificato. Gianna dei Veltri in terza posizione per George dei Greppi, poi Ghibli dei Greppi che precede Gambler Trio, poi ancora lungo la corda Ginevra Mark, mentre cerca di muoversi dall'ultima posizione Galileo Lux. 31,1 per i primi 400 metri di gara da parte di Gran Soirée Bigi che è al comando. Alle sue spalle sempre Gianna dei Veltri, all'esterno avanza Ghibli dei Greppi che si trascina Gambler Trio al completamento dei 600 metri iniziali passati in 47,6. Sotto alle tribune Gran Soirée Bigi in evidenza nei confronti di Ghibli dei Greppi che è arrivato al suo esterno, poi alla corda sempre Gianna dei Veltri, seconda pariglia per Gambler Trio, la mossa ora decisa in terza corsia da parte di Galileo Lux dopo 800 metri passati in 1,2. Galileo che prova a risalire in terza ruota, intanto Gran Soirée Bigi continua a fare buona guardia al comando. Ghibli dei Greppi ora intensifica l'azione all'esterno e prova ad attaccare 1,17,7 1000 metri iniziali. Gran Soirée Bigi e Ghibli dei Greppi perfettamente apparecchiati, a contatto c'è Gianna dei Veltri con accanto Gambler Trio, poi George dei Greppi terzo lungo la corda. Quando siamo a 400 dal palo la retta di là va via con una frazione in 14,2, 1,31,9 1002. Insiste Ghibli dei Greppi all'attacco di Gran Soirée Bigi, la sopravanza quando siamo a metà dell'ultima curva, cerca di muoversi sulle tracce dei primi Gambler Trio, cerca di liberarsi dalla corda Gianna dei Veltri, la retta d'arrivo per Ghibli dei Greppi che l'affronta in vantaggio. Gianna dei Veltri che si è liberata e prova a fare lo speed. Ghibli in vantaggio, ci prova Gianna, Ghibli si difende, Gianna dei Veltri allo speed. Gianna dei Veltri passa sul traguardo, vince nei confronti di Ghibli dei Greppi. Al terzo Gambler Trio, 1,15,7, 29,3 gli ultimi 400 metri di corsa. Lo speed mortifero di Gianna dei Veltri. Manuele Casillo in salchi, Gennaro Casillo al training, la Casillo & Co. alla proprietà della 4 anni figlia di William e Ramira Koff. Secondo posto per Ghibli dei Greppi che corre molto bene tutta strada di fuori. Al terzo Gambler Trio, 6,310 in numeri l'arrivo della seconda.